Oggi prima uscita, decidiamo di andare sopra Gemona. Sono un po' indeciso tra il Quarnan o il Champon, ma vediamo. Alla fine, dopo tanto pensare, opto mara maldeggiante per il Chiampon o Champon a dir si voglia. Mi si aprono dei panorami spettacolari, una bellissima giornata e ahimè una di quelle salite niente male, assolutamente, e ce la godremo. Ed ecco una bellissima vista di quella che è Gemona, la piana che va verso il Friuli. E quella piana di Gemona, in lontananza si vede il Monte di Ragogna. Veramente una stupenda giornata oggi, veramente fortunatissimo. E qua sotto le frane, quello che rimane del terremoto del 1976. E infine sbuchiamo a vedere quello che è l'altro versante di Gemona e del monte Champon, fenomenale, bellissimo. Non finissi mai. Siamo sulla linea di cresta del monte Champon e su un tratto dell'alta via gemonese, ed è veramente una stupenda giornata. Potete vedere le Alpi Giulie ancora innevate in tutta la loro bellezza. Un po' di parapendio, agevolati dalla giornata ventosa di oggi. Stupendo. Verso la fine della gita, scendendo da Malga Quarnan, ho raggiunto questa fontana di Traseit, con un'acqua veramente fantastica, veramente buona. Un ambiente bellissimo in mezzo al bosco. Veramente una bella gita che vi consiglio di fare. La gita è finita, si ritorna a casa. È stata veramente una grandissima giornata di aprile, poi incredibile, così calda anche. Vi ringrazio per avermi seguito, alle prossime uscite.